Non si sa chi abbia deciso di dedicare una giornata al conte Dracula, ma sappiamo il perché. Il 26 maggio è la data di stampa dell'omonimo romanzo di Bram Stoker. Il concetto di vampirismo risale a migliaia di anni fa. Sembra che già gli egizi tramandassero storie su creature demoniache che succhiavano sangue. Storie simili si trovano anche nei miti babilonesi, greci ed ebrei. Come esempio vivente del protagonista del romanzo c'è Vlad III di Valacchia, in Romania. È stato un sovrano estremamente crudele e spietato, al punto di guadagnarsi il soprannome di Vlad l'Impalatore, per le torture estremamente sanguinarie che riservava ai nemici e alle persone che lo tradivano. La connessione del suo personaggio al vampirismo fu stabilita da Stoker nel 1800. Lo scrittore creò il suo personaggio mentre era in vacanza in un villaggio di pescatori della costa dello Yorkshire, Whitby. Si tratta di un paese che custodisce ancora oggi vari luoghi legati alla genesi del romanzo, primo tra tutti le suggestive rovine dell'antica abbazia. Dracula è passato alla storia perché è associato a diversi generi letterari: la letteratura sui vampiri, la narrativa horror e la narrativa gotica. Per festeggiare il Dracula Day è sufficiente fare una maratona di film sui vampiri, assicurandosi di includere il classico britannico del 1958, Dracula con Christopher Lee, e Intervista col vampiro con Tom Cruise, Brad Pitt e Kristen Dunst. Ci si può cimentare nella lettura del romanzo o organizzare una festa dando un tocco di gotico, assicurandosi che tutte le decorazioni siano rigorosamente nere o rosse.